Ho fatto questa lettera al Presidente Ciambetti perché appunto avvenga un sollecito da parte sua alla calendarizzazione di una proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito, lettera che è stata sottoscritta anche da alcuni colleghi delle opposizioni, ed è giusto ricordare che è già un diritto previsto grazie a una sentenza della Corte Costituzionale, però ad oggi mancano le tempistiche e delle procedure certe che sono, diciamo, di competenza anche del sistema sanitario regionale. Quindi la possibilità che il Veneto possa diventare la prima regione ad applicare e ad approvare una legge di iniziativa popolare, io credo sia una grande gioia e un grande motivo di vanto. Al di là delle ideologie dei vari partiti, dei vari rappresentanti, credo sia una scelta di civiltà e assolutamente una scelta libera che va garantita al soggetto che versa in condizioni, diciamo, di patologia irreversibile a certe condizioni. Seguendo anche le parole del Presidente Zaia, non vedo perché questa proposta di legge di iniziativa popolare non possa vedere la luce, dato che lui stesso dice che il fatto che non sia regolamentata in fine vita, ovvero è una cosa disdicevole. Queste sono parole sue, per cui ecco, a fronte di questo si chiede l'immediata calendarizzazione di una proposta che ha raccolto più di 9.000 firme dei cittadini del Veneto.